Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Fa molto piacere alla Biblioteca Nazionale Marciana, che io rappresento, vedere la sala piena. Non c'erano dubbi, è un evento molto atteso e preparato con il collega Maurizio Vittoria qui in veste di autore da parecchio tempo. Io do il benvenuto e ringrazio per la loro presenza appunto l'autore Maurizio Vittoria, che tutti ormai conoscete, e Alberto Toso Fei, che lo introdurrà nella presentazione di questa guida storica tascabile, molto agevole, dedicata a Venezia, forse la guida che mancava. Loro poi ci spiegheranno che cosa in più e di diverso può aggiungere alla numerosissima bibliografia dedicata alla vostra città. Maurizio Vittoria è veneziano, appassionato di storia e costume locale, è già funzionario della Biblioteca Nazionale Marciana, ecco perché io lo chiamo collega. È stato direttore di una casa editrice veneziana, presidente del Comitato Venezia, un'associazione che si prefigge di diffondere la conoscenza della storia, arte e cultura della città, e ha organizzato varie conferenze sulle tematiche che lo appassionano. Ha pubblicato varie opere anche all'estero riguardo appunto la storia, l'ambiente, l'arte della città di Venezia e del suo territorio. Alberto Toso Fei invece discende da un'antica famiglia di vetrai di Murano, giornalista, scrittore, saggista, tradotto in più lingue. I suoi libri sulla storia segreta e leggendaria di Venezia, nati dal recupero della tradizione orale, sono diventati performance teatrali, opere d'arte e caccia al tesoro. Come una macchina del tempo vivente, con i suoi storytelling di vita, recital, conferenze, spettacolo, iniziative, eventi online sui social, e dialogherà con Maurizio Vittoria, l'autore appunto di questa presentazione del libro oggetto della presentazione odierna. E io porto naturalmente il saluto del dottor Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana e innanzitutto direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il motivo per cui è oggi assente e mi ha delegata. Buona presentazione e buona serata a tutti. Prego. Grazie alla dottoressa Margherita Venturelli. Attraverso di lei ringraziamo ovviamente anche noi il direttore Stefano Campagnolo e la Biblioteca Nazionale Marciana che ci ospita quest'oggi. È già stato detto abbastanza insomma, su Maurizio, aggiungo solo un paio di notazioni: che è un attivo collaboratore di Venipedia, che è poi l'editrice di questo volume, che come suggerisce il nome insomma, si ispira a Wikipedia, però lo fa in chiave completamente veneziana, con grande attenzione, con grande passione e con grande scrupolo e serietà. E quindi da questo gruppo insomma, di lavoro nasce anche questo volume, che a me fa estremamente piacere presentare qui, in quella che è la casa dei libri per antonomasia, ovviamente a Venezia, ma direi anche nel mondo, no? Perché è una delle biblioteche indubbiamente pubbliche, indubbiamente più antiche che esistano, e a Venezia, che è anche idealmente casa del libro tascabile, perché ecco, se non è nato esattamente qui sicuramente no, trova la sua definizione più completa assieme a tante altre cose su cui non ci dilungheremo oggi. E aggiungo solo rispetto a Maurizio Vittoria che è figlio d'arte e che è mio fratello, come ho già avuto modo di dire una volta, nel senso che essendo figlio di Eugenio Vittoria, che fu fondatore della casa editrice Evi, con la quale poi Maurizio ebbe modo non solo di collaborare ma anche di dirigere, e
io ho sempre pensato che Eugenio Vittoria sia stato uno dei primi, se non il primo vero divulgatore moderno, no, di Venezia, con dei libri bellissimi che ancora oggi con un po' di fortuna si riescono a reperire, e che quindi io sia in qualche modo cresciuto anche nella mia conoscenza di Venezia attraverso la lettura di quei libri, e in questo senso, no, essendomi Eugenio Vittoria un po' papà nella mia attività di divulgazione, no, per traslazione divento idealmente fratello di Maurizio. E è stato già detto, no, se serviva questo libro, probabilmente sì, probabilmente no, io credo che Maurizio ci dirà di sì, però nell'economia di milioni di libri che vengono pubblicati, no, nei decenni, e migliaia nel corso di ogni anno su Venezia, perché questo libro? Ok, grazie. Allora, grazie Alberto, grazie a tutti di essere venuti, fa bello vedere un sacco di facce amiche. Niente, perché questo libro me lo chiedono tutti e in realtà perché sono veneziano, amo Venezia, i vari aspetti della sua cultura, storia generale, l'ho studiata e da ex bibliotecario mi piace continuare a studiare e fare ricerche. Partendo da una mia cronologia storica che avevo fatto, ho pensato che fosse stato utile per una persona che vuole studiare, che vuole conoscere la storia di Venezia, ma senza doversi addentrare nelle migliaia di libri che esistono, ho pensato che potesse essere utile una sorta di compendio, una sorta di riassunto generale, ovviamente con una visione personale. Ce ne saranno altri, questa è la mia visione. Sono convinto che la divulgazione, cioè il diffondere storia, cultura, scienza e simile, in modo semplice e comprensibile, come primo approccio sia importante perché crea curiosità e allarga la fascia di cultura delle persone. Devo dire che ho fatto abbastanza difficoltà a stendere questo libro perché la storia di Venezia è, sappiamo benissimo, più di 1000 anni. E cosa metto, cosa non metto, cosa tolgo? È stato più facile mettere che togliere. E se non metto questo, poi il resto si capisce. Ho avuto un sacco di drammi esistenziali, tu lo capisci. No, anche perché il sottotitolo recita Dalle origini al Mose, che non è esattamente d'ore e do giorni, no? Cioè è un arco temporale abbastanza vasto. Sì, volevo fare appunto una carrellata dalle origini fino ai giorni nostri, appunto. E dentro ci sono appunto tutte le storie classiche della storia di Venezia fino alla sua fine, il Novecento fino adesso al 2000. Passo per passo c'è un po' di tutto. Diciamo che ovviamente non potendoci stare tutta la storia all'interno, alla fine del volume ho messo una bibliografia, sono circa 170 titoli sulle migliaia che si possono trovare nei cataloghi, di modo che se una persona è interessata può andare a fondo a qualcosa. Ecco. Allora, ritrovo in qualche modo, ecco così fermo baruffa, ritrovo, devo dire, delle similitudini, no, in ciò che dici rispetto a ciò che anche io mi sono prefisso di fare, in maniera, devo dire, un po' diversa dalla tua, no? Nel senso che io mi occupo prevalentemente del recupero della tradizione orale, che è fatta di mito in tantissimi casi, no? e di leggenda. Io non mi reputo uno storico, sono più un giullare, direi, però no, dico che sono una specie di imbonitore che sta all'ingresso della sontuosissima porta della storia, no? E che con le mie storie, con le mie storielle, che però sono tutte vere, nel senso che hanno una filologia chiaramente, no, legata alla città, io dico
alle persone che passano viene dentro, no? Guarda là dentro che c'è guerra, sangue, skate, donne nue, no? C'è di tutto. E quando riesco a infilarcene uno o due, no? Io credo all'ingresso di questo bellissimo palazzo c'è Maurizio che gli aspetta per accompagnarli invece per sentieri, no, più, come dire, più calzanti verso una realtà storica. In tal senso siamo uguali e diversi, nel senso che in questo libro, per esempio, Maurizio tiene a sfatare alcuni miti, come quello per esempio delle origini della città. Noi abbiamo recentemente festeggiato, no, un 1600enario, no, che è indubbiamente leggendario, no? Questo credo che sia chiaro a tutti. E quindi questo libro si interroga anche sulle differenze in qualche modo, no? fra leggenda e storia, e su come poi la storia si trasformi e venga asservita a scopi anche pubblici e anche politici addirittura nel corso della storia. Ecco, sfatiamone qualcuno di questi miti subito, così, ascolta Dio. Okay. Molto volentieri, anche perché tengo molto a questa cosa. Tutti noi a scuola, quando eravamo a scuola, ci hanno raccontato che Venezia è stata fondata dalle popolazioni che sono fuggite dall'entroterra della laguna, perché è arrivato Attila e dovevano scappare, sono scappate sulle isole della laguna che erano deserte. Ok. Non c'è solo questo, allora sono due i cardini della nascita di Venezia, dei miti da sfatare, poi vediamo eccetera. Una appunto è questo di Attila. Questa storia di Attila è stata scritta per primo da Paolo Diacono, che era uno storico dei Longobardi, lo ha scritto alla fine del Settecento. Poi c'è un'altra storia da asfaltare, è il giorno di nascita, 25 marzo 421. Questo l'ha scritto per primo tale Martin da Canal, che era un segretario del Doge, nel 1267. Allora, grazie agli ultimi studi e alle scoperte degli archeologi, alle ultime scoperte degli archeologi, possiamo affermare innanzitutto che la laguna di Venezia molto probabilmente non è mai stata deserta. Quando si parla delle origini di Venezia, secondo me, bisogna sempre anteporre un probabilmente, almeno fino all'800, perché fino all'800, non 1800, all'800 non si hanno dei documenti certi. Perciò tutto quello che viene prima, diciamo, probabilmente, non si può affermare. Allora, sappiamo però che già dal terzo al primo secolo a.C., la laguna di Venezia era conosciuta dai greci, dai geografi greci, come Strabone, scusate, come un luogo di commerci. Era chiamato Mera Emporium. Poi nei secoli a venire, qui in zona Veneto, nord Italia, sono arrivati i Romani, e la laguna è diventata densa di traffici acquei tra commerci tra il Mediterraneo e l'entroterra, verso Padova, ma specialmente verso Altino. Solo dopo la seconda metà del secolo VI, con i Longobardi, si è creata una situazione buona, diciamo, per la prossima nascita di Venezia. Allora, la leggenda di Attila e quella del 25 marzo si sono consolidate come storia. Da chi? Per chi? Per chi nei secoli ha governato la Serenissima, ha usato queste due cose per il bene dello Stato, tra virgolette. Nella cultura del tempo era molto importante che Venezia fosse, innanzitutto, avesse una data di fondazione. Ce l'abbiamo, 25 marzo 421. Fosse nata libera. I fuggiaschi sono liberi per antonomasia, sono fuggiti, erano liberi. Fosse indipendente, sono nati sulle isole deserte, più indipendenti di così. Fosse benedetta, 25 marzo è l'annunciazione di Maria. Nella leggenda c'è
c'è anche che il 25 marzo 421 sarebbe anche la fondazione della chiesa di San Benedetto a Rialto. Peccato che quella sia del XII secolo, ma lì siamo, insomma. Diciamo che la leggenda si è fatta storia. Adesso dico un parallelo un po' strano, ma quando si suona una musica e si sbagliano 3 note, appena le sbagli è un errore, non è giusto. Se poi le ripeti le stesse 3, 4, 5, 6 volte, diventa un refrain, fa parte della musica. Allora questa leggenda è diventata storia, sapendo che è una leggenda, ma contrariamente ha 2 facce, leggenda e storia assieme. Ti va bene come conclusione? Allora, sì, mi va benissimo, chiaramente. Io sono d'accordo oggi siamo in grado, chiaramente, di separare la leggenda dalla storia ed è doveroso farlo, no? Dobbiamo capire qual è la sequenza di fatti storici che hanno portato, no, alla nascita della città, che come tutte le città è un divenire, chiaramente, no? Non c'è, anzi, forse Las Vegas arriva uno che ha detto qua fermo una città, ecco, quel giorno, però diciamo che nelle epoche passate appunto poi sono continui i ritrovamenti archeologici, no, che ci rimandano a strade romane, insomma c'è un po' di tutto, no, sotto i nostri piedi e sotto le nostre acque. E poi dal mio punto di vista non va dimenticato che la leggenda, no, dà grande forza e anche grande importanza a una civiltà, no, che si ammanta. Io lo ricordo sempre che nella nostra bandiera così amata, no, il nostro gonfalone, il leone regge un libro, che non è la Bibbia, è un libro, sul quale stanno scritte alcune parole, di cui noi conosciamo la prima parte della frase, no? Il famoso Pax Tibi Marce, Evangelista Meus. Se noi idealmente voltassimo la pagina del libro che il leone tiene tra le zampe, leggeremo anche il resto della frase, no? Hic requiescat corpus tuum, che l'angelo pronuncia in sogno a San Marco durante la sua attività di evangelizzazione, no? Di ritorno da Altino, nave colta da una tempesta che viene costretta, prima che nasca Venezia, no, ad approdare su queste isole, e l'angelo gli profetizza il suo ritorno, no, un giorno. Di sicuro, difficilmente possiamo pensare che sia un avvenimento storico realmente accaduto, se non altro perché ci mancano le fonti, no, non abbiamo una fotografia o un filmato dell'epoca. Ma questa cosa diventa così importante nella storia, no, della città, nell'assunzione dell'emblema dell'Evangelista come emblema della città, che le parole di una leggenda finiscono per diventare, no, tessuto delle nostre bandiere. Ecco, in questo senso io ritengo che il mito sia importante, anche quando autogenerato, e Venezia fu maestra in questo, e quando diventa appunto asservito alla storia. Oggi abbiamo il dovere di separare il mito dalla storia, riconoscendo l'importanza di entrambi, ma se vogliamo conoscere appunto la storia di un luogo, dedicandoci ovviamente, insomma, alle fonti che ci danno delle informazioni certe. Peraltro la Serenissima, appunto, assieme al proprio mito, ha sempre scritto e forse riscritto la propria storia, no? E io volevo anche chiederti, visto che c'erano proprio gli storici pubblici, no, della Serenissima, qual è l'importanza del senso della storia nella Serenissima? Beh, il senso della storia era fondamentale. Faccio un esempio. Nell'810 Re Pipino, figlio di Carlo Magno, arriva con la sua flotta assedia Venezia e sta per vincere. Se non che, adesso racconto una storia, se non che i veneziani si fanno inseguire attraverso le secche. I francesi non conoscevano i canali, le barche, le navi vanno in secca, si bloccano e i veneziani possono vincere. Pipino viene sconfitto e va via. Questa è la storia riportata. In realtà sembra che Pipino stesse vincendo lui
se non che in quel mentre sembra che sia arrivato una flotta bizantina, allora Pipino è andato via. Ma visto che è andato via, ufficialmente abbiamo vinto. Allora la storia, questa storia per esempio, è stata amplificata per bene e sorsero più versioni della storia, più versioni in modo che, a seconda di come anche il popolo o qualcun altro potesse ascoltarlo. Venne glorificato questa grande battaglia, fu ordinato un grande quadro a Andrea Vicentino e fu messo nelle sale del Palazzo Ducale, come altre tele grandi che a sua volta glorificavano fatti avvenuti durante la Repubblica. Allora funziona così: il racconto è l'immagine. Il racconto, io ti racconto una cosa, te la spiego bene, eccetera. Poi faccio il quadro, l'immagine sapete bene, poi adesso con internet e la società dell'immagine, l'immagine ti resta dentro. Se una cosa me la raccontano e la fanno vedere sul quadro, vuol dire che è vera per forza, no? C'erano gli storici ufficiali della Repubblica che tramandavano la narrazione spesso inventata dalle vicende. Ebbene sì, parte della storia di Venezia è fatta a tavolino, ma non è che i governanti fossero falsi imbroglioni. Tutto questo lo facevano per il bene dello Stato, avevano il senso della storia e il senso di quello che doveva vedersi da dentro e da fuori di Venezia. Il senso della storia che aveva un valore formativo per il popolo e un valore per il popolo veneziano, che doveva crederci, doveva essere felice, e per gli esterni, sia amici che nemici. La Serenissima, allora, in queste narrazioni doveva essere potente. Ok, siamo potenti. Era un luogo dove si viveva bene e il governo era saggio e magnanimo. E secondo me c'erano delle menti fini. A proposito del Leone di San Marco, pensate al logo che i veneziani hanno inventato. E il logo della Repubblica veneziana è il Leone di San Marco, il leone alato. Qualsiasi parte dove i veneziani andassero, una casa, una catapecchia, una stampa, un libro, c'era il Leone di San Marco. Era un marchio indelebile, si faceva vedere. È veramente un'operazione di marketing. Furto industriale di logo design. Ok. Allora, il mito è rimasto così ben radicato e così ben diffuso nei secoli che è durato fino agli ultimi anni della Serenissima in tutta Europa. Guarda, vi leggo un esempio, per farvi un esempio. François Voltaire, nella sua opera Il Candido, scritta nel 1759, ha scritto, cioè fa dire al protagonista: io noleggerò un altro bastimento e andrò ad attenderti a Venezia. Questo è un paese libero, dove non mi sono da temere né nemici né inquisitori. Questo lo scriveva 40 anni prima che Venezia morisse del tutto, però era ancora saldo questa cosa. Diciamo, mito e storia si sono fusi nella memoria collettiva, grazie a queste menti che in questo caso sono state, secondo me, illuminate e hanno saputo costruire tutto questo mito, questa cosa. Cosa? Direi proprio una vera civiltà che è costruita sulla narrazione, appunto, perché noi, adesso la dico grossa però, nel senso che San Marco torna, no? Noi abbiamo anche qua tutta la leggenda aurea, no? Di buono da Malamocco, rustico da Torcello, non stiamo qua a raccontarsela, ma noi in cripta non è che sappiamo bene cosa ci sia, detta proprio storicamente, cioè sotto il profilo, nel senso che noi siamo così bravi a nasconderlo per motivi di sicurezza che se lo perdiamo la prima volta, poi viene ritrovato, no? Esce il braccio e così, però di quello ci sono le foto perché ho visto quadri, quindi se è vero, sì. Poi lo ritroviamo e lo rinascondiamo e da nuovo siamo così bravi che se lo perdiamo da nuovo, no? Sto uomo. E viene ritrovato nel corso dell'Ottocento e praticamente cementato dentro la cripta, senza che sia mai stata fatta alcuna ricognizione. La domanda è, non è
c'è lì il corpo di San Marco. La domanda è importante che lì ci sia il corpo di San Marco? E la risposta è una sola: no. Perché ci hanno creduto a milioni di veneziani che lì ci fosse, e c'è, perché ci credono, e soprattutto ci hanno creduto i nemici di Venezia. Ecco, e questo ha reso, questa narrazione, no? Ha reso anche grande la Serenissima. Non bastava da sola, evidentemente, serviva una potenza mercantile di prim'ordine, una potenza militare clamorosa, capace di difendere questa potenza mercantile, una ricchezza e una capacità come dire, di relazione con le altre nazioni, no? che fosse straordinaria, e Venezia inventa la sede diplomatica fissa, no? degli ambasciatori, e così via. Voglio ritornare però a fare un passo indietro e continuiamo il nostro discorso sull'acqua. No? Abbiamo citato Pipino, in un'altra versione, no? Le isole di Metamauco, che sono quelle in cui fino a quel momento sede del governo, vengono abbandonate perché i franchi stanno arrivando, e il governo si sposta per la prima volta, secondo la leggenda, sulle isole Realtine. C'è questa vecchia, no, che è arrabbiata: mi sono nata qua, voglio morire qua, no? E insomma è intorta Pipino, che le crede, perché dice: guarda, ti dico come fai questo ponte di barche, no? Viene lanciato, i cavalieri franchi lanciano con le loro armature, i cavalli, no? l'attacco, però la marea intanto monta, e quindi le tavole si sconnettono, i cavalli si imbizzarriscono, finiscono in acqua, arrivano i veneziani che sono nascosti nei cannetti, no? È una trappola, compiono un massacro tale che il Canal Orfano prenderebbe nome da questo massacro, addirittura dell'810, e quindi l'acqua ancora come elemento salvifico e come difesa. E voglio raccontare un'altra piccola storia e poi passiamo all'acqua moderna, che è del 1214, che è la guerra del Castello d'Amore cosiddetta, no? Quindi questa manifestazione che avviene a Treviso quell'anno. Treviso, Padova, Verona sono tutte ovviamente città che vivono una loro autonomia in quel momento. C'è questa tensione per cui queste donzelle a Treviso vengono chiuse in questo castello di legno, e i giovani delle varie città, no, devono conquistarle, no? Devono fare aprire le porte, la porta del castello dal loro lato. E ora che provano, mi ricordo se che prova i trevisani che butta fiori, no? Ma queste niente, no? Sono romantiche evidentemente. E allora questa cosa mi fa molto ridere, però la dico, ma è la leggenda, quindi non sono responsabile. I padovani che butta dei poi a rosto, però neanche a prenderle per la gola non succede niente. E arriva i veneziani che che butta dei sonanti ducati d'oro, no? D'altronde nel 1214 diciamo che siamo portati numerosi souvenir una decina d'anni prima da Costantinopoli, no? Quindi la città è fiorentissima, e a quel punto la porta del castello inizia ad aprirsi, ne nasce un parapiglia, insomma, perché i padovani si sentono offesi, così, con una guerra tra Venezia e Padova e Treviso che si trascina fino ai margini della laguna, alla Torre delle Bebbe, che ho notizia di ieri, finalmente restaureranno ciò che resta, e dove Marco Cacco, ai tempi di Marco Cacco, il Chioggiotto, difende strenuamente la Serenissima, insomma, finché anche questo fa un po' ridere, perché no, i padovani si sono accampati ai margini della laguna, ma sono un po' inesperti, e di notte la marea monta e allaga il campo, e quindi questi sono impantanati in mezzo all'acqua, escono i veneziani con i Chiogiotti, fanno prigionieri, no, morti e feriti, e quindi ancora Venezia vince grazie all'acqua, no? L'acqua quindi è amica, alleata, e poi però negli ultimi tempi, diciamo nell'ultimo secolo, ecco, improvvisamente diventa, se non nemica, comunque una insidia. Ed ecco che arriviamo, no, ai tempi moderni, all'ultima parola del sottotitolo, no, che è Mose. Sì, da sempre Venezia è stata soggetta al fenomeno dell'acqua alta, lo vediamo nelle varie croniche da quando ce ne sono, in tutte le stagioni dell'anno, anche in agosto, nel 1410 è stato in agosto un'acqua alta terribile che ha fatto danni, eccetera. Però il fenomeno è nato crescendo negli ultimi anni, a cominciare dal primi del 1900.
a causa dei cambiamenti climatici, ma special modo a causa dei cambiamenti umani, delle cose che l'uomo ha fatto, che ha sottratto, cioè noi abbiamo sottratto spazio all'acqua e alle maree, cominciando dal 1917, quando si iniziò la prima zona industriale di Venezia, si cominciarono gli imbonimenti. Poi più avanti si è aperto il ponte translagunare e si sono chiuse delle aree da pesca. Poi nel 1957 si è iniziato e si è costruita la seconda zona industriale di Venezia. Si sono bonificate le barene per fare l'aeroporto e si è costruita l'isola Tronchetto, tutto spazio rubato all'acqua. Nel 66, 67-68 si è solo iniziato per fortuna, la terza zona industriale di Marghera e si è fatto lo scavo del canale dei Petroli, grosso canale dei Petroli, profondo, una delle cause più grosse perché porta un sacco di acqua in più, ma non solo. Con i fanghi tolti per lo scavo dei petroli si sono fatte le casse di colmata al nord della laguna e in pratica sono fatte in tante isole con questi fanghi, isole artificiali, che anche queste hanno tolto spazio all'acqua e alle maree. Sapete tutti che nel novembre del 66 c'è stata la grossa alluvione, si è arrivati a quasi 2 metri sul livello del mare e in quel momento là, per fortuna, ci voleva una grossa tragedia perché la gente si accorgesse, si sono accorti che Venezia era in pericolo. Come diceva Alberto, l'acqua a Venezia, cioè Venezia è nata sull'acqua, vive sull'acqua, ha sempre avuto tutto sull'acqua, commerci, tutto, spostamenti, ma l'acqua è stata anche amica e nemica in questo caso. E dico sempre che la storia dell'acqua alta dell'ultima metà del secolo è una storia di numeri, è un po' noioso ma voglio leggerveli. Allora, dopo il 66, nei vari governi che si succedettero, si sono studiate varie cose, nel 1975 si varò la cosiddetta legge speciale per Venezia, una serie di norme varate per la tutela della città e della laguna in cerca di soluzioni. 7 anni dopo, 1982, per bloccare le acque alte si decide di adottare un sistema con delle paratie mobili alle bocche di porto che si sarebbero alzate e avrebbero diviso la laguna dal mare, chiamato MOSE, modulo sperimentale elettromeccanico. 21 anni dopo, il 14 maggio 2003, fu posta la prima pietra. Quando è che il MOSE ha cominciato a funzionare veramente, che ha salvato Venezia veramente dall'acqua? Il 3 ottobre 2020, cioè 17 anni dopo l'inizio dei lavori e 38 anni dopo la decisione di adottarlo. Voi sapete che è stato tormentato da spese faraoniche, inchieste, scandalo giudiziario, frodi fiscali, il Comune di Venezia è stato commissariato. Adesso il MOSE è finito, cioè può funzionare, non è ancora finito del tutto. Sembra che si venga consegnato nel 2025, finito. Nel 2025 saranno, dico, è noioso ma è da sapere, saranno 22 anni dall'inizio dei lavori, 43 anni dalla decisione di adottare il MOSE, 50 anni dal varo della legge speciale per Venezia, 59 anni dall'alluvione del 66. Sono un paio di generazioni, giusto? È costato un sacco, 7 miliardi di euro, con una previsione di circa 100 milioni di euro all'anno per la manutenzione. È sconfortante, ma adesso c'è, a mio avviso deve funzionare, qualsiasi sia la cifra che si deve spendere per farlo funzionare, lo si è voluto, si deve usare. Ecco, basta. Uno
uno degli effetti più immediati, più evidenti dell'alluvione del 1966 fu anche un primo, no, momento, che era già insomma, in attivo quel movimento, però di spopolamento della città, di tante persone che lavoravano, che abitavano i pianterreni, no, che sono diventati giustamente, no, non abitabili oggi, sarebbe veramente insano e impossibile. E questo ci deve far pensare, no, anche all'andamento secolare della popolazione in città. Volevo che tu in 2 parole facessi però delle considerazioni sullo stato storico della popolazione e sull'attuale spopolamento, perché è indiscutibile, e poi però vorrei che volgessimo anche in positivo questa cosa, perché è vero che il countdown, no, è sempre in discesa, però è anche vero che non è fatto solo di persone che se ne vanno, ma anche di persone, no, che a Venezia ci vengono ad abitare, ci studiano per rimanere e così via. E quindi io perlomeno conosco tantissimi miei amici che non sono veneziani, nel senso che sono venezianissimi, non sono nati a Venezia, scusate, ho usato, no, cioè, quindi come dire, fisiologicamente non hanno visto la luce qui, ma hanno scelto, sposato, voluto questa città. E quindi da un lato volevo che ragionassi un secondo sui motivi dello spopolamento, sulle ragioni e sugli effetti, però anche che ci dicessimo perché è bello e forse necessario vivere a Venezia. Sì, come dicevi, nel 66 chi subì maggiormente i disastri furono le famiglie che abitavano a piano terra nei magazzini. Ma perché abitavano nei magazzini? Perché c'è stato prima un momento di sovrappopolamento. Tornando indietro, Venezia è sempre stata una città popolosa nei secoli. Tra l'altro la Repubblica di Venezia credo sia stata la prima o tra le prime Stato a comprendere l'importanza dei rilevamenti statistici. Ha iniziato nel 1338 e ha contato 1333 abitanti. 133.000 abitanti, scusa. Poi nei secoli e fino ai primi del Novecento la popolazione è fluttuata tra i 90.000 e i 150.000, salvo un periodo alla fine del 1400 in cui si sono contati 190.000 abitanti. È stata una cosa, proprio eravamo pieni. Durante la seconda guerra mondiale si sapeva che Venezia non sarebbe stata bombardata perché è città d'arte. Allora moltissime persone sfollarono qui a Venezia e arrivarono veramente tante persone. Pensando che adesso siamo sotto i 50.000, fa strano sapere che alla fine del 1946 si è arrivato a 190.000-200.000 persone. Le case erano strapiene, si abitarono le soffitte, si abitarono i magazzini, che prima erano inabitabili, gli stessi che poi sono stati rovinati dall'acqua alta. Sì, nel dopoguerra però cominciò inesorabilmente un dislavamento della popolazione per un sacco di cause. Per esempio le industrie e le attività artigianali sparivano o andavano in terraferma. C'era una bassa natalità. La ricerca di case nuove, a Venezia le case erano brutte, avevano bisogno di restauro, allora la gente cercava case nuove, servizi nuovi, andavano a Mestre, in terraferma. Poi, e lo sappiamo adesso, mancanza di case a prezzi abbordabili. Purtroppo il mercato immobiliare è stato drogato dalla richiesta turistica, sia in acquisto che in vendita, specialmente per le nuove coppie che cercano casa. Un'altra cosa, la monocultura turistica ha modificato il tessuto urbano. I negozi che prima vendevano il latte o la frutta adesso vendono maschere o bicchieri o vetro, e mancano dei servizi specifici che fanno
tenere le persone qua. Vi sono però in itinere dei progetti per far sì che Venezia possa essere, per esempio, per attirare gente, un luogo di smart working, un lavoro da lontano. Come diceva lui, conviene vivere a Venezia. Io, a parte tutti i problemi, vorrei fare un'esortazione. Restate a vivere a Venezia, venite a vivere a Venezia. Adesso chiedo a te, che veneziano ma per ragioni familiari sei andato a abitare fuori, cosa ti manca di Venezia, cosa è più bello che vedi, che diresti a una persona vieni per questo? Allora, per inciso io ho casa e residenza a Venezia, ecco, sono nel senso che no, nel senso che io vivo a Roma da diversi anni, ho la mia famiglia a Roma. Però nel momento in cui mi sono trasferito a Roma ho chiamato una banca, la banca incredibilmente mi ha dato un sacco di soldi e mi ha detto tanto ti mi dà comodo in Rio, così, e ho comprato un bilocale che era no, è verità, pura verità. Era l'unica cosa che potessi permettermi. Io sono felicemente residente a Venezia, in quel di Cannareggio, Madonna dell'Orto, e continuo a versare un generoso emolumento mensile alla mia banca, che altrettanto generosamente mi permette di abitare casa mia finché Gadago Skei. Ma questo va bene. Tutti mi chiedono ma ti vivi bene a Roma? E io dico sempre di sì, perché per 2 volte, anche 3 volte al mese io vengo a Venezia e quindi stago benissimo. E sulla cosa che mi è mancata di più, io inaspettatamente, devo dirvi la verità, perché pensavo il rapporto con le persone inizialmente, in fondo in questa città ho tanti amici, sono conosciuto, quindi mi diventa anche facile, piacevole, no? Quando anche sono in giro, fermarmi e fare là, sai, chi va, non conosci nessuno. L'altra cosa che pensavo, che avrei pensato prima di andarci, il rapporto con l'acqua. Qua ce l'hai continuamente, no? Anche a Massa arriva l'acqua alta, però insomma diciamo che è importante, no? Fa parte di te. Io poi appunto essendo nato su un'isola, no? Ancora di più veramente, no? Il rapporto continuativo con l'acqua. E invece vuoi sapere roba che mi era mancata di più? I tramesini. Cioè, io a Roma, che poi non capisco, è una città che storicamente è fatta di uomini soli, cioè preti, soldati, pellegrini, che si fa, non è che si fa la matriciana a casa, no? Cioè è a coda a vaccinare, mangiano quello che trovano per strada e manca una vera cultura a Roma del cibo di strada, proprio quello che oggi con grande eleganza viene definito finger foods, no? E invece qua lo ritrovo e per me per esempio è un grandissimo piacere quando nel corso delle mie peregrinazioni veneziane fermarmi e mangiarmi un per de tramesini come Dio comanda, insomma, ecco. Questa è la cosa che mi è mancata di più. Io direi, sto guardando il countdown, siamo nelle battute finali e volevo spendere 2 parole sul libro fisico. Allora, il libro per motivi come dire, di regolamento non può essere venduto all'interno di questi spazi, per cui non lo troverete all'esterno, ma c'è Marco Patron di Venipedia che può prendere le prenotazioni in uscita. Poi, diciamo, usciti dall'area ministeriale, la vendita forse a venire, insomma, ecco, non lo so, però intanto prenotatelo, ecco. Costa 15 euro, Maurizio è qui a vostra disposizione per rendervelo unico a uno e quindi approfitterei di questo momento, come dire, unico nella storia. È un libro veramente tascabile, questo mi sembra molto più che evidente, e ha una bellissima copertina disegnata da un altro Marco di Venipedia che è Marco Trevisan. E direi, insomma, adesso di Migo parla anche a Massa, ma di lasciare perché ha un sacco di illustrazioni all'interno, anche molto belle, devo dire, e vorrei che Maurizio proprio in 2 parole ci descrivesse la suddivisione più o meno, insomma, dei capitoli, come appunto è riuscito a fare questa scelta. Beh, i capitoli sono semplici, parte dalle origini, appunto, sfatando il più possibile le leggende e giocandoci sopra.
non ho detto fake news. Scorre quello nella storia di Venezia. Allora, dalle origini alla dominante, le crociate, i rapporti con gli altri paesi, con gli altri stati, il rapporto difficile con i turchi, della descrizione su Venezia, la bella Venezia, la Venezia quella del Cinquecento, quella piena d'arte, fino al declino. Poi c'è, alla fine del Settecento c'è l'Ottocento, l'entrata in Italia, dopo l'entrata in Italia ci sono degli eventi recenti del Novecento, dalla Fenice che brucia ai nuovi ponti fino al Mose. Ecco, non posso raccontarvelo tutto. Sì, nel libro ci sono illustrazioni, fotografie, opere d'arte che accompagnano i vari periodi della storia veneziana e sono cercate tra le meno usate, con l'editore le abbiamo cercate nei vari musei in giro per il mondo. Per l'occasione l'editore ha stampato una cartolina che riproduce una delle illustrazioni che è all'interno, che è particolare perché è della metà dell'Ottocento e ritrae la piazza San Marco con l'acqua alta, a proposito, e una gondola davanti alla chiesa di San Marco. L'abbiamo trovata un po' originale. È prodotto in filiera sostenibile, attenta all'ambiente, e i caratteri sono pensati per l'alta leggibilità, maneggevole, facile da consultare e per tutti quei prossimi che vorranno abitare da Venezia sarà essenziale per sapere un po' di storia. Siamo veramente alle battute conclusive. Volevo chiedere se c'era una qualche domanda, curiosità con la quale potreste mettere in difficoltà Maurizio. Volentieri, lui è molto volentieri, si presta all'imbarazzo delle vostre domande. Oh, tutti contenti. Possiamo fare pubblicità. Allora, se non c'è nessuna domanda, io nel ringraziare nuovamente la Biblioteca Nazionale Marciana e il direttore e la dottoressa Venturelli che poi ci ha introdotti, insomma, per l'ospitalità nelle sale sansoviniane, che sono comunque sempre un bel posto dove stare, ringrazio Venipedia, ringrazio innanzitutto voi che avete deciso di essere qui con noi questa sera in questo incontro che si è configurato sicuramente a partire da questo tavolo, sicuramente come un incontro fra amici. E ringrazio Maurizio Vittoria per averci regalato il suo tempo, le sue energie, le sue competenze, i suoi saperi che sono raccolti in questo volume. Vi esorto a prenotarlo all'uscita e poi a leggerlo e a farlo diventare una cosa vostra. Maurizio Vittoria, Storia di Venezia tascabile, dalle origini al Mose. Grazie.